dello sviluppo, diciamo, del nostro itinerario. Bene, volevamo concludere questo giro, se poi c'è qualche domanda. Credo che dal quadro che ci hanno fatto coloro che sono intervenuti emerga un dato importante che è necessario trasmettere a tutti i sardi e a tutto il mondo. Stiamo parlando di Laconi, Gesturi, ma anche Genoni. I luoghi che sono stati descritti sono un paradiso in terra, però, attenzione, il fatto che ci sia Sant'Ignazio d'Alacca, il Beato Fra Nicola, a Genoni 2 servi di Dio, e poi diventeranno beati e i beati diventeranno santi, vuol dire che in questo paradiso in terra c'è una possibilità di conquistarsi anche il paradiso per l'eternità. Sicché questo è il messaggio religioso che noi vogliamo trasmettere, sicché per tutti coloro che vogliono vedere questo paradiso in terra si sappia che è aperta la strada anche per il paradiso eterno nell'aldilà. Tramite Trenino Verde. Come dire, i vantaggi sono che questo si faccia col Trenino Verde, aumenta e velocizza la possibilità di conquistarsi il paradiso. Possiamo dirlo così? Con due battute. Rende più gradevole. Prima considerazione. La seconda considerazione che avete appreso in maniera, credo, chiarissima, che non si tratta solo di un itinerario religioso, ma in un paradiso ambientale, con tutto ciò che è stato descritto, la Giara, il Parco Aimeri, ma anche culturale, civiltà nuragica, prenuragica e anche chiese romanico-pisane del 1200, tanti luoghi importanti da visitare, sicché cultura, ambiente, artigianato veramente artistico e di raro pregio, la gastronomia e le tradizioni popolari, sicché all'itinerario religioso c'è un contesto molto importante. L'ingegner Bocconi ha sottolineato una cosa che vorrei fosse chiara per i giornalisti. C'è un passaggio dallo Stato alla Regione sulle ferrovie della Sardegna, un passaggio che durerà 3 anni, diciamo. Siamo in mezzo al guado, dobbiamo uscirne con una posizione precisa da parte della Regione. Però dico che non siamo all'anno zero. Il Consiglio regionale della Sardegna, appena alcuni mesi fa, ha votato una mozione all'unanimità in cui si impegna la Giunta e il suo Presidente a realizzare un progetto di valorizzazione regionale del Trenino Verde. Perché regionale? Perché noi parliamo ovviamente della tratta Cagliari-Sorgono o Cagliari-Arbatax, ma ci sono anche altre tratte turistiche, sono 408 chilometri di strade ferrate a scartamento ridotto gestita dalle ferrovie della Sardegna, perché si tratta di un patrimonio importante che solo noi abbiamo di questa dimensione, e possiamo essere, come dire, capifila di qualsiasi progetto nazionale o comunitario, perché abbiamo questo patrimonio consistente, questo grande attrattore turistico, ambientale e culturale, e dunque dobbiamo investirci. La Corsica lo ha fatto alcuni anni fa, su 147 chilometri, neanche la metà del nostro tracciato, ha investito 250 milioni di euro la Corsica e adesso inaugurerà con carrozze panoramiche dello stile antico ma con strutture e opportunità moderne, cioè carrozze comode, e inaugurerà questi 147 km di strade ferrate, 250 milioni di euro, con soldi della regione Corsa, con soldi dello Stato francese, perché anche lì c'è stato il passaggio dallo Stato alla regione Corsa, e con fondi comunitari, cioè 500 miliardi di lire, la Iaccio Ponteleccia-Bastia e la Calvi Ponteleccia-Bastia, di che potete immaginare una cosa enorme. Noi chiediamo questo alla Regione. Il Presidente Soru in aula e in assemblea ha detto che credeva nel Trenino Verde, l'ha detto l'assessore Brocia, l'ha detto l'assessore De Paolo. Fino a questo momento, senza voler essere polemici, sta operando solo l'assessore De Paolo. Aspettiamo interventi concreti che alle parole, cioè seguono i fatti, da parte dell'assessore Brucia e in particolare da parte del Presidente Soru, perché le decisioni del Consiglio regionale
sono decisioni dei rappresentanti del popolo sardo, per cui devono essere eseguite, non ci può essere come dire ma ha parlato l'associazione vocofila di un paese sperduto della Sardegna e dunque non ne teniamo conto. No, è la volontà del popolo sardo quando si approvano mozioni all'unanimità di queste proporzioni. Io che sono il presidente del Consorzio Turistico Sardegno, consigliere regionale, ne chiedo pubblicamente che le parole vengano onorate e tradotte in atti politici concreti. Rivolgo un appello a nome del Consorzio, dei sindaci, anche delle ferrovie della Sardegna, del mondo intero, all'assessore De Pau, perché nomini un comitato tecnico che possa cooperare col comitato tecnico per le ferrovie che ha nominato l'assessore Brocia, dove però il comitato che costituisce la De Pau sia un comitato per le tratte turistiche, che assieme al comitato istituito dall'assessore Brocia per il TPL, per le ferrovie, gli altri tipi di ferrovie, lavori di concerto per far sì che si realizzi il progetto che il Consiglio regionale ha richiesto. Questo è quello che si deve fare, altrimenti tutti i nostri sforzi saranno vanificati. Bisogna mettere mano alle ferrovie, bisogna che ci siano carrozze. Sappia il giornalista che il 50% soltanto della domanda viene soddisfatto. Bene? Il 50%, cioè è incredibile che in Sardegna ci sia una domanda di 100 e che nelle tratte turistiche si possa soddisfare questa domanda soltanto per la metà, senza fare alcuna promozione interessante di rilievo, ma soltanto con pochi mezzi e lasciando ai comuni, alle proroco la cosa. Veramente non abbiamo capito di cosa si tratta. E qui non stiamo parlando solo dei comuni, dei consorzi, delle ferrovie, ma stiamo parlando di centinaia di piccole aziende che in questi anni sono andati avanti, hanno creato alberghi, ristoranti, bed and breakfast, slow food, agriturismi, guide turistiche e altro, che si sono specializzate per rendersi disponibili ad accompagnare i turisti nei territori attraversati dal Trenino Verde. Come vedete ci sarebbe da fare un seminario, un convegno e una grande dibattito che io spero che Sardegna 1 organizzerà, un dibattito o Figliolina o altri, organizzino un dibattito sulle potenzialità del Trenino Verde in Sardegna, chiamando noi delle istituzioni locali, chiamando gli assessori, chiamando le ferrovie della Sardegna, chiamando esperti, perché veramente c'è materia su cui discutere e su cui lavorare, perché come è stato detto alla conferenza delle regioni del sud, l'assessore De Pau ha detto non ho Pompei, non ho altre grandi attrazioni come queste, o i nuraghi o i prenuragici e quant'altro, ma ho anche un grande attrattore turistico che è il Trenino Verde, che era quello che ha fatto quella mostra alla BIT di Milano e che la gente si fermava proprio per vedere che cosa c'era dietro quel Trenino Verde della Sardegna. È stata veramente, come dire, una fotografia ben collocata al posto giusto, al momento giusto, che ci ha dato grande immagine. Va bene? Ci sono domande? Tutto a posto, che abbiamo fatto sempre. Chi vuole fare questo segnale? Chi te ne può parlare? Sono qui nel retro delle Nebbia c'è l'indirizzo del servizio marketing delle ferrovie, quindi via Cugia oppure al Museo delle Ferrovie di Monserrato. Lì si compra il biglietto, costa ripeto 40 euro, comprensivo di viaggio, guida, pranzo, biglietto in tutte le ingressi del museo. Piazza massima, Sì, certo, noi abbiamo, il treno è fatto a moduli, no? C'è un vagone, 2 vagoni, ogni vagone porta 55 persone, 55, e quindi appena ci accorgiamo che c'è il 56esimo potremo prevedere di mezzo di un vagone. Ecco, magari però bisogna complessare il primo dettaglio può attaccare sugli autobus, perché anche lì dove viene regolare. È uguale, perché anche l'autobus c'ha la capienza 55, Quindi quindi c'è uno di riserva pronto a partire. certo, provvederemo, chiaramente noi speriamo che ci sia un anticipo, che non
tutti si presentino alle 7:30 a Piazza Repubblica la domenica. Potreste essere costretti a dire siamo al completo. È come, la settimana come successiva. capita La settimana la successiva. maggior parte delle volte. Le percentuali che diceva l'onorevole Piso sono di quell'ordine, cioè noi purtroppo molte volte diciamo no, ci spiace, non si può viaggiare. Cosa possiamo dire ai sardi? Dai 55 Io direi